I giovani di Italia Viva di Agrigento, per via del portavoce locale Giorgio Bongiorno, pochi giorni fa hanno lanciato una provocazione. Cari amici della sinistra, rassegnatevi, moriremo democristiani. 3 candidati, c'è scritto, tutti e 3 spudoratamente democristiani, forgiati da una scuola politica che, pur essendo scomparsa apparentemente dalla storia d'Italia, è l'unica che continua a forgiare una classe dirigente. Questo non è un fatto localistico, ma anche a livello nazionale. La maggior parte dei leader della politica lo sono. Lo è Mattarella, Franceschini, Prodi, Gentiloni. Quindi anche nella nostra città nessuna anomalia, 3 candidati, tutti e 3 democristiani, senza abiura alcuna, scrive Bongiorno. Bongiorno si chiede ancora, ma noi giovani del terzo millennio ci chiediamo spesso cosa è stata questa tanto vituperata democrazia cristiana, cosa ha rappresentato per la nostra città, ma quale la loro scelta in vista delle prossime elezioni a sindaco della città. Ecco, in realtà oggi noi non ci schieriamo a favore di nessuno. Abbiamo in passato fatto diversi annunci, abbiamo chiesto ai candidati sindaci, quali ci appaiono tutte degne persone in realtà, abbiamo fatto diverse proposte, chiedevamo una generazione di trentenni alla guida della città, abbiamo desiderato vivamente che la politica diventasse palestra per i giovani. Ci dispiacerebbe ritrovarci ancora una volta sempre con i soliti noti, capibastone. Ecco, dicevamo chi ha i voti va in consiglio comunale, chi invece è competente, chi è vera risorsa per la città va nelle giunte. Ecco, oggi non siamo schierati con nessuno, naturalmente restiamo in attesa. Bisogna precisare che il nostro gruppo, noi siamo un gruppo di giovani e da poco ci siamo affacciati al mondo politico. Nasce in maniera molto semplice il nostro gruppo, per una semplice, naturale simpatia nei confronti di Matteo Renzi. Nulla abbiamo a che spartire con gli ufficiali organi di Italia Viva. Ecco, noi ad oggi non sappiamo se Italia Viva farà delle scelte, ma abbiamo deciso di lavorare, lanciare delle idee, fare delle proposte che possono servire al nostro paese, perché no, nello specifico alla nostra città. Ecco, vogliamo essere risorsa per tutti, ma per queste elezioni al momento restiamo assolutamente neutri. Naturalmente ognuno di noi poi nel singolo farà le proprie scelte. Se i candidati sindaci ci daranno le risposte che noi desideriamo, ecco, ci metteremo la faccia, perché lo abbiamo fatto fin dall'inizio e lo continueremo a fare. Vorremmo tanto che questa, facevo una simpatica battuta sui miei social Instagram e Facebook in queste settimane, facevo un confronto Saturno ed Enea, i saturniani ho definito la generazione che ci ha preceduti, questi adulti che mangiano i figli per paura perché questi li spodestino. Ecco, vorremmo invece che la nuova generazione sia fatta di eneniani, simpaticamente parlando, di uomini e donne che comprendono il valore delle vecchie generazioni e delle nuove. Ecco, questo Enea che prende in braccio il padre, tiene per mano il figlio, consapevole che solo tutti insieme possiamo fare quella grande e tanto attesa rivoluzione dei valori che da sempre desideriamo. La democrazia cristiana sembra essere e continuare a essere, come lo è stato per 40 anni, il punto di riferimento. Moriremo democristiani? È stata una provocazione, ecco, abbiamo provato a parlare la vostra lingua. Sarebbe bello se anche voi adulti provaste a parlare la nostra ogni tanto. Noi non abbiamo conosciuto la democrazia cristiana, né il partito comunista, nulla di tutto questo abbiamo conosciuto. L'abbiamo letto nei libri di storia e abbiamo fatto in una nostra nota stampa una domanda: ma che cos'è questa democrazia cristiana? Se quello che dicono i libri di storia è tutto vero, perché ancora uomini come Matteo Renzi, come Giuseppe Conte, continuano a definirsi democristiani? Ecco, facevamo un appello. Anche ad Agrigento, Zambuto democristiano, Di Mauro democristiano, Firetto democristiano. Tutti ancora continuano a definirsi democristiani, allora forse è un valore essere democristiani? Facevamo un appello alla sinistra in realtà, che per ogni elezione poi fa il richiamo, tenta di creare delle liste, una sinistra che manca di leader. Siamo convinti che l'alternativa e il dialogo sia il sale della democrazia, e allora forse siamo rammaricati per questa sinistra che manca. Moriremo democristiani? Se l'alternativa è la destra populista e sovranista, forse allora è meglio morire democristiani, ma sarebbe bello cambiare ogni tanto.